sono il dottor Antonino Savarino, responsabile dell'oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e coordinatore della Breast Unit dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Accanto a me la dottoressa Chiara Iemmolo, che è infermiera di senologia della nostra Breast Unit. Oggi parliamo del tumore della mammella. È il cancro più frequente in assoluto nel sesso femminile. Ogni anno in Italia più di 55.000 donne si ammalano di cancro della mammella e nell'Agrigentino noi registriamo circa 300 nuovi casi all'anno. È un tumore in crescita, l'incidenza è in aumento, però accanto a questo aumento di incidenza oggi abbiamo una riduzione notevole della mortalità. Questo non solo perché curiamo meglio il cancro della mammella, ma anche e principalmente perché lo diagnostichiamo in fase precoce. E infatti un'arma importante per combattere questo tumore è la diagnosi precoce. E per diagnosticarlo precocemente è necessario aderire allo screening mammografico che viene fatto attraverso un invito alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che la nostra azienda fa puntualmente ogni 2 anni. Però se è giusto che queste donne si sottopongano periodicamente alla mammografia, è ancor più giusto che anche donne di età diverse rispetto a questa fascia di età, 50-69 anni, eseguano periodicamente i controlli, perché purtroppo il 40% circa dei tumori della mammella insorge in età più giovane rispetto ai 50 anni, quindi è necessario che tutte le donne, specialmente dopo i 40 anni, facciano le visite specialistiche senologiche, l'ecografia e la mammografia. E anche dopo i 69 anni è utile controllare le mammelle, quindi l'invito è a fare questi controlli finalizzati alla diagnosi precoce. E infatti, se noi diagnostichiamo precocemente il cancro della mammella, riusciamo a guarire più del 90% delle donne che si ammalano. Ma una volta fatta la diagnosi, è bene che le nostre donne vengano inserite in un percorso virtuoso di cura, e questo percorso di cura virtuoso viene garantito dalle Breast Unit. Che cosa sono le Breast Unit? Le Breast Unit sono delle unità funzionali in cui c'è un modello organizzativo ben preciso, cioè più specialisti di branche differenti fanno squadra e discutono insieme ogni singolo caso. Questa squadra è composta dal chirurgo senologo, dall'oncologo senologo, dal radiologo, dal radioterapista, dall'anatomopatologo, dallo psico-oncologo, dall'infermiere di senologia e dal chirurgo plastico. Tutte queste professionalità, che sono accomunate dall'avere una particolare expertise nella gestione del cancro della mammella, discutono, come dicevo, ogni singolo caso e stabiliscono quello che è il miglior percorso di diagnosi e cura per la paziente. È dimostrato da tanta letteratura scientifica che tutte le donne che vengono seguite e curate all'interno di una Breast Unit hanno una probabilità di guarigione superiore al 20% rispetto alle altre donne non gestite all'interno dei centri di senologia. Noi abbiamo la fortuna di avere ad Agrigento una Breast Unit che è uno dei centri di riferimento regionali per la cura dei tumori della mammella, e la dottoressa Iemmolo ne fa parte come infermiera di senologia. Ogni settimana noi ci riuniamo per discutere tutti insieme ogni singolo caso e stabilire il percorso di diagnosi e cura che viene ricucito sulla singola paziente. E allora, alla fine di questo video, io volevo sostanzialmente mandare 3 messaggi. Il primo: è necessario cercare di prevenire l'insorgenza dei tumori e del tumore della mammella in particolare attraverso quello che si chiama prevenzione primaria, cioè porre in essere quanto necessario affinché il cancro non insorga, e questo attraverso stili di vita corretti, evitare per esempio l'abuso di alcol, evitare di fumare, fare attività fisica, avere una regolare e corretta alimentazione povera di grassi saturi. Il secondo punto: fare diagnosi precoce di cancro della mammella attraverso
le visite specialistiche senologiche periodiche, attraverso l'ecografia mammaria, attraverso la mammografia e l'aderenza allo screening. E il terzo, importantissimo, curare in squadra il cancro della mammella attraverso l'inserimento all'interno di un percorso virtuoso garantito dalle Breast Unit. Agrigento ha la sua Breast Unit e le donne agrigentine hanno la fortuna di avere sotto casa la possibilità di essere inserite in questo percorso. E volevo infine chiudere questo video attraverso una battuta che vi farà la dottoressa Iemmolo. Allora, l'importanza della prevenzione è, non a caso si dice appunto che prevenire è meglio che curare, perché comunque grazie allo screening, grazie comunque a tutto quello che c'è dietro e a tutti i professionisti che ne fanno parte appunto del team della Breast Unit, si può arrivare veramente alla guarigione completa e comunque anche a sostenere la paziente in tutte le fasi del percorso.